Seconda notte nel carcere veronese di Montorio per Filippo Turetta, il 22enne di Torreglia, rientrato in Italia sabato scorso dalla Germania, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin e di sequestro di persona. È sorvegliato a vista dagli agenti 24 ore su 24 per evitare gesti autolesionistici e da chi ha avuto modo di vederlo in carcere, tra cui il suo legale, sembra provato ma anche assente, rassegnato e silenzioso. Più volte ha chiesto di incontrare i genitori, ma non sarà possibile prima dell'interrogatorio col giudice per le indagini preliminari di Venezia, che si svolgerà martedì mattina in carcere. Sarà un passaggio fondamentale perché per la prima volta il ragazzo potrà raccontare la sua versione. Potrebbe anche avvalersi della facoltà di non rispondere in attesa di leggere meglio le pagine dell'ordinanza di custodia cautelare e il fascicolo di indagine e poi farsi interrogare successivamente dal PM Petroni. Domenica Turetta ha incontrato un frate cappellano del carcere che ha commentato: bisogna rispettare il dramma di due famiglie. Il ragazzo avrebbe anche detto di avere un po' di paura. E in attesa dell'interrogatorio per Turetta in una cella insieme a un altro detenuto accusato di reati simili, continuano le valutazioni psicologiche e psichiatriche prima del trasferimento nella sezione protetti, quella per i detenuti per reati a forte riprovazione sociale che a loro tutela non devono avere contatto con gli altri. Mentre l'avvocato della famiglia Cecchettin, Tigani, annuncia che se sarà disposta la perizia psichiatrica è certo che saranno messi in campo i propri consulenti. Ogni altra dichiarazione continua avverrà dopo l'autopsia, quando si saprà con esattezza in che modo è stata uccisa Giulia, mentre emergono altri dettagli sulla sua morte. Accanto al corpo, infatti, sarebbe stato trovato un libro per l'infanzia di una disegnatrice per bambini veneta. Fare l'illustratrice era il sogno di Giulia. Non solo, c'erano una ventina di reperti, tra cui fazzoletti sporchi di sangue. Nessuna traccia invece del telefono della vittima, che ha agganciato l'ultima volta verso le 22:45 una cella di Marghera, vicino al centro commerciale dove i ragazzi avevano trascorso alcune ore nel pomeriggio e cenato.